come lo guarda, qualcuno prima dice io adesso faccio lo spettatore comune, bisogna fare questo. Io quando vado al cinema vado il più possibile come una persona qualsiasi e reagisco da persona qualsiasi. Poi il film lo studio, eccetera, e quello è il mio mestiere. Ma il mio compito quando vado a vedere un film è quello di vedere un film da spettatore, cioè in sala con la sala buia che si secca se il vicino mangia il popcorn e tutte robe così, sono delle reazioni assolutamente normali e mi commuovo quando è giusto commuoversi. Quando faccio il lavoro di critica devo spiegare le mie emozioni, però prima per spiegarle devo averle prima provate. Ecco, c'è una maledizione del cinema. Se la gran parte dei critici cinematografici ha dato 3 stellette a quel film e non ne ha date 5 o non ne ha dato una, no? Cioè non si è schierato, ecco, questa è la peste del cinema italiano, di voler salvare un film come quello, che secondo me è un film importante, innovativo, verso il quale il pubblico va indirizzato, ma se gli dai alla Mereghetti 3 stelle, no? Che vuol dire, non me la sento di stroncarlo perché è un film italiano, ma non mi sento neanche di arrischiare dicendo che è un capolavoro o che è un film che segna una svolta importante sia nella carriera del regista che anche nella cosa del genere. Scelgo questa via mediocre, ecco, di questo non abbiamo bisogno, di una critica che non sa scegliere, allora che critica, allora dà questo giudizietto che non è né negativo né positivo, 3 stelle, ecco. Io dico che le 3 stelline sono la maledizione del cinema italiano. Io leggo la critica o la guida, chiamiamola così, alla visione di un determinato critico, ancora mi fido di quello che mi dirà e difficilmente vengo sorpreso, però mentre una volta questo era quasi sacrosanto, oggi, come ha detto di recente Zalone a proposito proprio dei critici e di come recensione i suoi film, diceva, oggi la recensione del critico vale quanto quella del gommista che abita sotto casa, che può decidere quante stellette darmi, la gente entra sul sito, decide quante ne ha totalizzato e di conseguenza va a vedere il film. Va da sé quindi che quel ruolo, come dire, autorevole è un po' venuto meno, forse anche perché c'è una proliferazione anche di interventi che di fatto porta in qualche modo ad annullarli, no? Uno con l'altro. Prima c'erano 4-5 figure, oggi con i blog, con i social network praticamente si fa critica ad ogni momento e quindi nella quantità eccessiva forse anche di punti di vista di offerta uno inevitabilmente alla fine ne esce smarrito e non sa come apprezzarsi.